Irregolarità, firme di finti migranti per contraffare il numero delle presenze. Sono solo alcuni degli elementi della gestione dei profughi di alcune cooperative finite nell'inchiesta della Procura di Padova, conclusa dal pubblico ministero Matteo Stuccilli e dalla collega Federica Baccaglini. Uscendo anche dal caso specifico, dico che non ci sorprende, insomma, noi l'abbiamo denunciato ai 420 in più occasioni del fatto che comunque con questi numeri, 180.000 arrivi all'anno, è pur possibile anche statisticamente che ci sia qualche mela marcia e anche qualche mela marcia da parte della nostra comunità che vada a gestire questi migranti. E si faccia pulizia, abbiamo una garanzia, abbiamo un ministro che ha le idee chiare su questa pulizia, quindi veramente anch'io invoco pulizia e chiarezza, è bene capire con chi si ha rapporti, se ci sono persone che sono totalmente estranee e innocenti oppure se abbiamo a che fare con delle persone che si sono comportate male e che sono dei delinquenti. Immigrazione è un tema caldo per il nostro paese in questo momento, con centinaia di profughi per giorni bloccati su una nave e un ministro dell'interno indagato per sequestro di persona. Matteo Salvini sarà a Venezia giovedì per la firma di un protocollo per la Pedemontana. A mio avviso è sotto inchiesta ingiustamente, visto e considerato che viene indagato un ministro semplicemente per aver fatto il ministro. Voglio ricordare che a nostro avviso non c'è stato nessun sequestro di persona. Chiunque di noi andasse in un altro paese e si trovasse semplicemente senza documenti, da quella dogana non uscirebbe, se arriva in un aeroporto ci resta lì finché o l'ambasciatore non lo va a prendere e porta dei documenti, ci resta lì o torna a casa. Salvini ha detto che questo lato della magistratura potrebbe essere un boomerang, lo pensa anche lei? Ma guardi, io penso che noi abbiamo un impegno con i cittadini, un contratto di programma e abbiamo parlato chiaro. È inutile fare, come si può dire, esporre idee per mesi, per anni contro quel modello di gestione dell'immigrazione e poi andare a governare il Ministero degli Interni e gestire come ha fatto prima. La sinistra ha provato, ci ha provato per 7 anni, non ci è riuscita, adesso tocca a noi. L'abbiamo visto in questi mesi, facendo un filtro all'accoglienza, creando difficoltà appunto agli scafisti di esseri umani, gli scafisti sono orientati verso altre mete. E quello che è anche emerso, mi permetto di dire, in queste ore rispetto alle indagini dei carabinieri per come venivano gestiti gli hub a Padova e nel veneziano, con connivenze, con intercettazioni dove fanno capire che queste cooperative vanno a lucrare sulla pelle dei disgraziati, sicuramente una maggiore attenzione e dei controlli più ferrei messi in campo da questo governo, ma in maniera ancora più importante con un nuovo decreto sicurezza, io penso sono utili a far capire che appunto in Italia non è il paese del Bengodi.